Spirito Santo. Il Signore è con tutte voi. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Padre di tenerezza, ti ringraziamo. Il tuo Spirito ci orienta sempre verso di te per imitarti con cuore sincero. Ti ringraziamo per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Gioele. Cingete il cilicio e piangete, o sacerdoti, urlate, ministri dell'altare, venite, vegliate, vestiti di sacco, ministri del mio Dio, perché priva d'offerta e libagione è la casa del vostro Dio. Proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra, radunate gli anziani e tutti gli abitanti della regione nella casa del Signore vostro Dio e gridate al Signore, ahimè quel giorno. È infatti vicino il giorno del Signore e viene come una devastazione dall'Onnipotente. Suonate il corno in Sion e date l'allarme sul mio santo monte. Tremino tutti gli abitanti della regione, perché viene il giorno del Signore, perché è vicino, giorno di tenebre e di oscurità, giorno di nube e di caligine. Come l'aurora un popolo grande e forte si spande sui monti, come questo non c'è né stato mai e non ce ne sarà dopo, per gli anni futuri di età in età. Parola di Dio. Il Signore governerà il mondo con giustizia. Il Signore governerà il mondo con giustizia. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, annuncerò tutte le tue meraviglie, gioirò ed esulterò in te, canterò inni al tuo nome, o Altissimo. Il Signore governerà il mondo con giustizia. Hai minacciato le nazioni, hai sterminato il malvagio, il loro nome hai cancellato in eterno per sempre. Sono sprofondate le genti nella fossa che hanno scavato, nella rete che hanno nascosto si è pigliato il loro piede. Il Signore governerà il mondo con giustizia. Ma il Signore siede in eterno, stabilisce il suo trono per il giudizio, governerà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Il Signore governerà il mondo con giustizia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Alleluia. Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Allora, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo del capo dei demoni che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli chiedevano un segno dal cielo. Conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina. Ora, se anche Satana è diviso,
come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che scaccia i demoni per mezzo di Belzebù, ma i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte e ben armato fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro, ma se arriva un altro più forte e lui lo vince, gli strappa via tutte le armi nelle quali confidava. Chi non è con me è contro di me. Chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo. Non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. Venuto la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore. C'è una brutta malattia che insidia la persona, è il pregiudizio. Che cos'è il pregiudizio? È il fissarsi su una propria verità, su una propria idea e non voler cambiare per nessun motivo. È quello che Luca denuncia. È questa malattia che prende chi è così sicuro di sé che non intende nessun ragionamento, neanche l'evidenza, anzi la nega. Adesso che tutti hanno i telefonini, come fai a distinguere se una notizia è vera o è falsa? È sempre più difficile. Ma c'è un criterio che Gesù ci ha regalato. Dice: dai frutti riconoscete il vero profeta. Se i frutti sono frutti di morte, di intolleranza, di odio, è molto chiaro che non vengono dal Signore. Quei profeti sono falsi. Ma se i frutti sono buoni, allora vengono dal Signore. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Vi ricordate? Il demonio porta Gesù su un alto monte da dove si poteva vedere tutti i regni del mondo. Tutto questo ti darò se mi adori. Adorerai soltanto il tuo Dio, dice Gesù. Allora ringraziamo il Signore che ci permette di orientarci nelle difficoltà, ma anche nel distinguere ciò che è bello, ciò che appartiene al regno di Dio e non invece a quello del piano di sotto.
benedetto sei tu. Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Frutto della terra e del nostro lavoro lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché possiamo offrire sacrificio gradito a Dio Padre e misericordia. Il Signore riceve dalle nostre mani la lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa. Accogli, Signore, pane e vino e trasformi in sacramento di gioia e salvezza. Ringraziamo per Cristo nostro Signore. Signore con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e benedirti, Padre di infinita bontà, per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui creato l'universo e viabilmente l'hai salvato. Per questo proclamiamo, Santo, il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto. Osanna nell'alto. Padre è veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci renda uno. Ricordati, Padre, della Chiesa tutta, rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa, il nostro Vescovo, presbiteri e diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti. Li ammetti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti hai misericordia, di tutta l'umanità. Doni di aver parte alla vita insieme con la Beata Maria Vergine, Madre del Signore, con San Giuseppe, gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo, tuo Figlio, danzeremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo insieme. Che sei nei cieli,
come in cielo, così in terra. Dacci sempre il nostro pane quotidiano. Tu rimetti a noi i nostri debiti, così che anche noi li rimettiamo. E non abbandoni mai alla tentazione, ma liberi. Tu liberi, Padre, da tutti i mali, doni pace ai nostri giorni. Per tua bontà vivremo sempre, liberi dalle tristezze, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni finalmente il Signore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardi i peccati, ma la fede, ed ogni unità e pace, perché ami i secoli dei secoli. Pace del Signore sempre con voi. Agnus Dei. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore. E io sarò sanato.
Preghiamo. La potenza del tuo dono, Padre, ci pervade corpo ed anima, perché non prevalgano in noi le nostre paure, ma la tenerezza tua. Ti ringraziamo per Cristo nostro Signore. Signore con voi. Vi benedice sempre Dio Onnipotente, misericordioso, che Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo sempre il Signore, andiamo in pace. Asquilla fede.